Nono Festival Voci Nuove di Vittorio Veneto. Oggi abbiamo qui la vincitrice, Alessandra De Franceschi di Longarone. Sì. Che emozione oggi. Ancora non ci credo, è una gran soddisfazione perché gli altri ragazzi erano bravissimi e insomma non avrei mai pensato. Io ce l'ho messa tutta, però diciamo era l'ultimo pensiero la vittoria perché eravamo in tanti, tutti bravi. Non te l'aspettavi, quindi è stata veramente una sorpresa e una grande emozione. Infatti ancora non ci credo, sono ancora un po'... 27 anni, ricordiamo da quanto canti? Ma canto da quando avevo 13 anni e studio canto adesso da 4 anni, perché prima cantavo, diciamo, avevamo un gruppettino e facevamo qualche serata nei locali, però senza avere una vera e propria preparazione alle spalle. Era un gioco. Adesso, col passare degli anni, è diventata una passione che non va più via e quindi va alimentata con lo studio e con i sacrifici, col lavoro. E le soddisfazioni ogni tanto come queste sono proprio il pane che ci vuole per andare avanti. Ci racconti un attimo cosa fai nella vita di tutti i giorni? Io sono segretaria in una carrozzeria e poi finito il lavoro corro a fare gli esercizi di canto, a fare i miei hobby, insomma. Oggi sei arrivata prima, da domani cosa cambierà per Alessandra? Spero di avere un po' più di fiducia in me stessa, di capire che tante volte ci mettiamo dei limiti, ce li mettiamo proprio noi stessi. Tante volte ci vuole la forza per superarli, per capire chi si è veramente. Quindi cancellare quello che credevamo di essere per conoscere veramente la nostra anima, cosa siamo veramente venuti a fare e la forza che abbiamo dentro. Quindi questo è... Quindi un messaggio positivo. E cosa diresti ai tuoi colleghi, ai giovani che vogliono anche loro tentare il mondo del canto? Che ci vuole tanto esercizio, lo studio è importante, è importantissimo e non lasciarsi scoraggiare mai, anzi quando sei scoraggiato dai ancora di più, vai avanti ancora di più perché le soddisfazioni poi arrivano, se non è quella volta sarà sicuramente la volta dopo e ogni tanto c'è anche il suo perché la propria strada magari non era proprio quella, quindi continuare e non lasciarsi abbattere dalle difficoltà. Grazie, ciao!